Il WWF Sicilia interviene oggi sul dissalatore di Porto Empedocle, il sito individuato dall'Enel per la realizzazione dell'opera solleva forti dubbi e preoccupazioni sotto vari profili tecnici, ambientali e urbanistici. La scelta del sito Enel, afferma il WWF Sicilia, è avvenuta in assenza di uno studio comparato, non sono state valutate alternative già attrezzate come la zona ASI, dove fino al dicembre 2024 era previsto il revamping di impianti esistenti, come si sta facendo sia a Trapani che a Gela. Nel progetto attuale mancano elementi essenziali, non è considerata la vecchia condotta tra la centrale e l'acquedotto né lo scarico della Salamoia. L'unico elemento, afferma il WWF Sicilia, presente è la presa d'acqua da un ambiente gravemente inquinato come il porto. Lo scarico della Salamoia è previsto a soli 50 metri dalla battigia, in prossimità della spiaggetta di Marinella, zona balneare turistica e naturisticamente sensibile. A oggi, continua il WWF Sicilia, non è stata fornita alcuna prova che escluda la presenza di sostanze inquinanti oltre all'elevata salinità. Si tratta di un impatto potenzialmente reversibile sulla salute pubblica, sull'ecosistema marino, sulla biodiversità. La zona interessata è infatti sede di nidificazione di specie protette come la tartaruga marina caretta caretta e il fratino, già minacciate dalla pressione antropica e dai cambiamenti climatici. Questo impianto potrebbe compromettere definitivamente anche lo sviluppo turistico-urbanistico empedocrino. Inoltre il WWF chiede quale possa essere l'interesse di Enel nel proporre oggi questo progetto in un'area industriale di sua competenza. Durante il recente Consiglio Comunale straordinario, l'ingegnere Sansone, delegato del commissario straordinario dell'acqua, ha dichiarato che l'impianto sarà donato al Comune per un utilizzo illimitato, un'affermazione grave che solleva ulteriori interrogativi. Chi ha autorizzato tali decisioni? Quali saranno gli effetti a lungo termine per il territorio? Le richieste del WWF Sicilia si sintetizzano così: perché non è stato scelto il sito ASI già infrastrutturato, meno impattante e lontano dalla costa? Quali garanzie reali esistono per evitare l'inquinamento di una zona balneare ad alta vocazione turistica? Perché sacrificare le potenzialità di sviluppo sostenibile di una città per una scelta discutibile e imposta? Il WWF, insieme ai cittadini, famiglie, operatori turistici e realtà locali, ribadisce ancora il no a questa scelta insensata.